Un'azienda sicuramente emergente è quella della Fonte Fico, l'azienda di Vasto. Noi siamo con un rappresentante che è Emanuele Altieri, un'azienda che fa della qualità la sua punta di forza, non fosse peraltro perché sappiamo che è un pecorino pluripremiato davvero stupendo che ha sbaragliato nei mercati orientali. Sì, proprio oggi in questo momento stiamo facendo una verticale di pecorino, stiamo facendo assaggiare il 2012 che è l'ultimo uscito. Abbiamo imbottigliato questo vino un mese fa e contemporaneamente abbiamo aperto delle bottiglie di 2011, 2010 e di 2009. È bellissimo vedere come questo vitigno possa evolvere in tutti questi anni, mantenendo la sua freschezza, la sua acidità e la sapidità, e vedere appunto come evolve in queste tre componenti che sono proprio quelle tipiche del pecorino. Questa è la vostra prima partecipazione alle Vinitaly? In realtà questo è il terzo anno che partecipiamo al Vinitaly, tutti gli anni partecipiamo con altre due aziende molto simili alla nostra per filosofia di produzione, un'azienda del Barolo ed un'azienda di Firenze. Partecipiamo al Vinitaly insieme per fare un po' di sistema Italia nel nostro piccolo. E comunque nei prodotti vostri davvero tanta qualità, quello che è dell'Abruzzo e che comunque in questa edizione 2013 cosa vi ha detto per quanto riguarda le presenze? Le presenze abbiamo visto una interessante partecipazione del pubblico, ben spalmata, ben distribuita durante l'arco della fiera. Quindi a differenza dell'anno scorso che c'era stata magari una concentrazione di più su alcuni giorni, quest'anno perlomeno quello che osserviamo noi è una distribuzione ottimale delle persone. Una forte presenza di privati che noi gradiamo moltissimo perché facciamo una forte comunicazione diretta, cioè comunicare il vino al consumatore finale è fondamentale per noi.